Si tratta di un accordo che mette insieme un obiettivo condiviso tra la Fondazione Memorie Audiovisive del Cattolicesimo, la Regione Veneto e il Ministero della Cultura. L'obiettivo è quello di recuperare le memorie audiovisive del cattolicesimo, ma in particolare quello dei papi veneti, Pio X, che paradossalmente è il Papa invisibile perché quando sale al Soglio Pontificio pone il divieto di riprendere l'effigie del Santo Padre e avremo di lui solo a partire dal 54 molti documentari, cioè dalla canonizzazione, anche se per la verità noi abbiamo conoscenza di 3 vedute che sono state realizzate tra il 1914 e il 1915, ma le ricerche ad oggi nei vari archivi non ha prodotto nessun ritrovamento. Quindi questo sarà un obiettivo importante anche attraverso la rete internazionale della FIEV, delle cineteche internazionali. L'altro pontefice veneto, Giovanni Paolo I, Albino Luciani, di cui appunto abbiamo poco materiale audiovisivo essendo stato un pontificato molto breve, ma avremo molto nel Veneto da ricercare proprio nella sua azione pastorale da vescovo, quindi questo è l'obiettivo, cercare, mappare, archiviare, laddove è possibile restaurare, digitalizzare e mettere a disposizione su una digital library dedicata. Giovanni XXIII non è un Papa veneto, però è un Papa per capire il quale è importante conoscere la sua presenza appunto a Venezia come patriarca. E anche lì noi diciamo è importante andare a cercare questo patrimonio ed è importante perché il patrimonio audiovisivo è l'ultimo nato nel secolo breve, no? Nel tempo appunto dei media di massa, chiamiamoli così, però è anche quello più fragile, cioè se noi pensiamo che oramai oltre il 90% del cinema muto è andato perduto irrevocabilmente e questa è una grave responsabilità. Ecco perché l'accordo con le grandi istituzioni. Le istituzioni hanno appunto anche il dovere di sollecitare dei soggetti differenti, no? Appunto dalle amministrazioni perché possano produrre con competenza questo recupero della memoria storica. È una ricerca diciamo che va fatta con tutte le possibilità che abbiamo delle reti delle cineteche. La rete della cineteca quindi permette, diciamo, come mettere un annuncio, insomma, che tutti leggono, ognuno va a cercare, speriamo, e danno risposta. E poi a questo subentra anche un secondo step che è il legame che in questi anni è stato consolidato con i ricercatori e gli archivisti, non solo italiani ma del mondo. Per cui diciamo si fa questo passaparola, no? Si avvia questo passaparola di ricerca e speriamo che qualche cosa si ritrovi. C'è anche un film molto importante che io vorrei trovare, abbiamo tutti i dati ma non abbiamo il film è Jubileum, che è il film appunto del Giubileo del 1950 che manca l'appello.